Lo scorso venerdì 1 marzo, nella sala conferenze del Circolo Empedocleo di Agrigento, è stato presentato il libro Giuseppe Alongi, il poliziotto sociologo, scritto da Gero Di Francesco, condirettore della rivista Studi Storici Siciliani, edito da Salvatore Sciascia. L'incontro è stato introdotto dalla presidente della sezione agrigentina dell'Ande, Carola De Paoli, che ha sottolineato la scelta di continuare nell'impegno dell'associazione nel porre all'attenzione della comunità il tema del contrasto alla cultura mafiosa, latente e non ancora definitivamente sconfitta. L'evento è stato moderato dalla stessa Carola De Paoli e sono intervenuti il docente universitario Marcello Saia, condirettore della rivista Studi Storici Siciliani, il presidente emerito della Corte di Appello di Caltanissetta Salvatore Cardinale, il questore di Agrigento Tommaso Palumbo, lo stesso autore Gero Di Francesco. Il professore Saia ha trattato l'aspetto sociale e istituzionale del periodo storico in cui si sviluppa la trama del libro, sottolineando il contesto nel quale è nato il fenomeno mafioso. Il dottore Cardinale ha proposto una completa carrellata sui diversi volti della mafia, la sua capacità di cambiare pelle, pur perseguendo sempre i suoi fini di arricchimento, sfruttando percorsi illeciti, utilizzando a volte anche soggetti insospettabili. Il questore dottore Palumbo, portando la sua esperienza professionale vissuta nel campo, ha parlato della strategia della mafia che cerca di vivere sempre di più nel sommerso per occuparsi dei suoi traffici. A conclusione dell'incontro, l'autore si è soffermato sulla figura di Giuseppe Alongi, da lui descritta come poliziotto atipico in un periodo della storia italiana nel quale nacque e si sviluppò lo studio dell'antropologia criminale. La figura di Giuseppe Alongi è citata in molti testi di mafia proprio per le sue profonde analisi sul fenomeno criminale.